Live from Vinitaly, Movimento Turismo del Vino, Muniso Giovanni, consulente enologico. Oggi vi ho portati da Volpe Antonino, che ha un vino molto interessante per tutti i degustatori appassionati di Tokai soprattutto, che oggi si chiama Friulano, ma qui parliamo delle radici del Tokai, perché questo è un vino da una vigna, ottenuto da una vigna di circa 80 anni, che si trova all'interno della villa Sbroia Vacca Garzolini. Abbiamo con noi Francesca Di Maria e Volpe Antonino dell'azienda, che ci parleranno dell'azienda e del vino. Antonio, da quanto è che coltivi questa vigna e come lo trovi questo vino che hai in mano, fra resti? Questo vino qua, già il colore parla da solo, spettacolare, oro zecchino, ed è un vigneto di 80 anni che abbiamo recuperato, lo coltiviamo già da 15 anni e oltre, e siamo riusciti a recuperare i viti più vecchi e a salvarlo, che stava andando perso, e da circa 6 anni che riusciamo a produrre questo Tokai, che ha questa caratteristica unica di essere un Tokai vecchio tipo, quindi molto intenso, la mandorla del Tokai, un colore zecchino, profumi fruttatissimi, di fiori d'acacia, sambuco, da provare assolutamente. Francesca, una proprietà importante la vostra, cosa puoi dirci? Beh, è importante, molto importante, perché è uno dei 10 vigneti più antichi del Friuli e il prodotto che ne risulta è molto particolare ed è apprezzato dagli specialisti del settore ed è molto buono, lo consiglio.